È il 1942 quando Pierpaolo Pasolini, ventenne, pubblica a proprie spese il suo primo libro, una raccolta di 14 poesie in friulano, rievocate dal ricordo del cugino Nico Naldini, anche lui poeta e scrittore. Oggi, 77 anni dopo, l'esordio letterario di Pasolini rivede la luce con l'attesa ristampa di quelle poesie a Casarsa, in due versioni, una tipografica realizzata dalla Tipografia Campi di Milano con lo stesso carattere usato per la prima edizione, l'altra in facsimile. Entrambe edite da Ronzani, sono accompagnate dal volume Il primo libro di Pasolini, a cura di Franco Zabagli, che ne ripercorre l'apprendistato poetico e le sue profonde radici friulane. È un esordio molto sorprendente, direi. Un libro che ha questa straordinaria originalità di aver scelto il friulano, quindi un idioma a suo modo periferico, che lo affranca da quello che erano i poeti del suo tempo. Pasolini percepiva nelle poesie in italiano che stava scrivendo qualcosa di stanco, qualcosa di ripetitivo. Con questa scelta assolve quella che era l'utopia dei poeti simbolisti di trovare una lingua speciale per la poesia. Segnala inequivocabilmente lo straordinario sperimentalismo che caratterizzerà tutta quanta la sua opera. Fontane d'aghe dal me país, a noi aghe più fresche che dal me país, fontane di rustica amor. Questa riedizione è solo il primo passo dell'ambizioso progetto del Centro Studi Pasolini di Casarsa, che intende ristampare e divulgare tutto quello che Pasolini produsse negli anni friulani, cioè fino al 1950. In quegli anni lui produce dei libretti meravigliosi in versi, costituisce una piccola accademiuta di lingua furlana che produce anche testi di giovani poeti casarsesi. Il nostro intento, la nostra speranza è di poter poi procedere nel corso dei prossimi anni a rieditare tutti questi libricini che sono introvabili, sono oggetti ormai veramente preziosi, ma noi vogliamo che tornino a leggerli i giovani, le scuole, che possano accederci tutti. Lui descriveva in un scrittoio a Casarsa, qui in casa nostra, che si chiamava il Cameron, e io avevo 13-14 anni e stavo tutto il giorno a guardarlo che scriveva con un inchiostro verde. Ero sublimato perché quello di cui si era vagamente sentito nell'aria veniva tradotto in versi bellissimi.